sulle strade, un 72enne in bicicletta è morto travolto da un furgone a Bressanvido che l'ha tamponato sbalzandolo rovinosamente sull'asfalto a metri di distanza. A una settimana dall'incidente sulla Triestina in cui ha perso la vita una mamma 55enne ed è rimasta gravemente ferita la figlia 12enne, morta la suocera della donna, aveva 78 anni. Picchia violentemente la compagna e tenta di strangolarla con una cintura, arrestato dai carabinieri di Venezia un 52enne di Cannareggio. Al via a Padova le riprese del film su Giulia Cecchettin, si intitola Se domani non torno, uscirà nelle sale a novembre a 3 anni dall'omicidio della 22enne studentessa di Vigonovo. Dopo il rogo nel condominio di Chirignago, problemi legati alle occupazioni abusive anche al villaggio dei Fiori di Spinea, una donna è stata aggredita solo per aver rimproverato delle persone che gettavano rifiuti ingombranti a bordo strada. Spaccate in un negozio cinese nel quartiere di Mortise a Padova, danni ingenti in bottino da 40.000 euro, racconta ai nostri microfoni il titolare dell'esercizio commerciale. Dopo l'allarme dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in Veneto scattano misure straordinarie contro l'influenza aviaria tra vaccini e controlli rafforzati. Vetrina impareggiabile e inimmaginabile per la montagna bellunese. Questi sono stati i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, chiusa ieri all'Arena di Verona con una cerimonia di rara bellezza. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque l'avete sentito dai titoli. Ed ora la cronaca, ancora sangue sulle strade, un 72enne in bicicletta è morto travolto da un furgone a Bressanvido. Io ero qui in cortile e ho sentito una gran botta. Presso poco dove c'è il Magro dei Vigili è andato contro la bicicletta in pieno. L'ha scaraventato lì dove è per terra, la bicicletta è lì, era sulla strada e il furgone è andato in fondo a. È ancora sconvolto Ottavio Dallapria, testimone del tragico impatto tra un furgone condotto da un trentenne di San Bonifacio nel Veronese e una bicicletta in sella alla quale sedeva Ramazana Iazi, 72enne, residente a Vicenza. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Siamo in via Strada Alta, poi Anella di Bressanvido. L'anziano stava procedendo verso nord quando è stato travolto da dietro dal mezzo. È finito sul cofano, sul parabrezza del veicolo per poi venire sbalzato a decine di metri di distanza. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno tentato in tutte le maniere di rianimarlo e l'elisoccorso da Verona. Hanno lavorato oltre 40 minuti per cercare di rianimarlo e non c'è stato nulla da fare e hanno fatto un lavoro grandissimo. Ecco, questo è stato un merito, ma purtroppo non sono riusciti. Il terribile sinistro è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza privata di un'abitazione e le immagini sono state poste sotto sequestro dagli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica. 3 pattuglie della Polizia Locale Nevi hanno regolato il flusso del traffico per diverse ore fino a quando non è stato rimosso il corpo del 72enne ed è stata rimessa in sicurezza la strada. Una strada che, ci dice chi ci vive, è sempre più pericolosa. Terribile, qua bisogna trovare dei provvedimenti perché è impossibile che una strada con limite di 50 all'ora corrono a una velocità. Io vorrei che fosse determinate ore vedere la velocità che passano, tutti. E anche di notte sembrano che gareggiano, sembrano, sì, una cosa di chi sorpassi, di chi rompi, che non lo so per cosa fanno queste cose. Incidenti stradali mortali ce ne sono stati qua? Per gli anni passati ce ne sono stati partendo in fondo alla curva e fino al Capiteo. Parecchio, tanti morti qua su questa strada. Ad una settimana dal tragico incidente sulla Triestina è morta un'altra persona, si tratta della suocera 78enne della prima vittima, una mamma di 55 anni. Dopo l'Indita a Iazzi, la 55enne morta sul colpo nello schianto avvenuto lo scorso 14 febbraio lungo la Triestina a Tessera, all'altezza di Canoghera, è morta a distanza di una settimana anche la suocera che era in auto con lei, Marisa Gabrieli, 78enne di Lughetto di Campagnalupia. Restano ancora ricoverati il figlio della donna e la nipote di 12 anni, il primo all'Angelo, la seconda nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova. Entrambi in gravi condizioni, non sarebbero però in pericolo di vita.
I funerali della 55enne saranno celebrati sabato 28 febbraio nella chiesa parrocchiale di Calcroci, mentre per la suocera non è ancora stata fissata la data. Le indagini della Polizia Locale di Venezia sulle cause dello scontro sono ancora in corso. Da chiarire, infatti, se all'origine della sbandata del SUV vi siano stati la velocità, l'asfalto bagnato perché quel giorno pioveva, una distrazione oppure un malore. Continuiamo con la cronaca. Picchia violentemente la compagna e tenta di strangolarla con una cintura. Arrestato dai carabinieri di Venezia un 52enne di Canareggio. Calci, pugni, schiaffi alla compagna e il tentativo di strangolarla con una cintura. Arrestato a Canareggio un 52enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'arresto arriva dopo ripetute vessazioni e minacce e violenze fisiche e verbali dell'uomo nei confronti della donna. Il 52enne avrebbe infatti assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e minacciosi, picchiandola in più occasioni. L'episodio che ha portato l'uomo dietro le sbarre risale solo a pochi giorni fa, quando dopo una serata in centro storico i due avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. Tornati a casa, il 52enne avrebbe colpito la donna con calci sul corpo, schiaffi al volto e spinte fino a farla cadere a terra, e una volta sul pavimento la donna è stata ancora percossa con calci che le impedivano di rimettersi in piedi. L'uomo avrebbe anche stretto intorno al collo una cintura nel tentativo di soffocarla, per poi desistere e continuare a prenderla a calci. Occasioni in cui sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine, che hanno provveduto a fermare l'uomo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale sono queste le accuse contestate ad un 56enne italiano arrestato dai carabinieri di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla compagna convivente dell'uomo. La donna 28enne ha riferito di una serie di vessazioni che perduravano da tempo e ripetuti episodi di maltrattamenti fisici e minacce. Non solo, ma ha raccontato anche di essere stata violentata. Dopo la querela, i carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure previste dal Codice Rosso, volto a garantire la massima tutela alle vittime di violenza di genere. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere veronese di Montorio. Al via a Padova le riprese del film su Giulia Cecchettin, si intitola Se domani non torno. Uscirà nelle sale a novembre, a 3 anni dall'omicidio della 22enne studentessa di Vigonovo. Le strade di Padova, i luoghi frequentati da Giulia, che studiava ingegneria biomedica all'università, ma anche Campo d'Arsego. Sono cominciate le riprese del film su Giulia Cecchettin, la regia di Paola Randi, che ha scritto anche la sceneggiatura con Lisa Nursultan. La pellicola si intitola Se domani non torno, come i versi della poesia di Cristina Torres Cáceres, diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il film è liberamente ispirato al libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino con Marco Franzoso, e verrà girato interamente in Veneto fino ad inizio aprile. La pellicola, prodotta da Notorious Pictures, uscirà nelle sale italiane il 5 novembre 2026, a 3 anni dal femminicidio commesso da Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, condannato all'ergastolo. Nel cast Filippo Timi interpreta Gino Cecchettin, Sabrina Martina interpreta Giulia, Tecla Bossi interpreta Elena, sorella di Giulia, e Tommaso Aglione Davide, il fratello. Se domani non torno, spiega la produzione, non è la narrazione di un fatto di cronaca, è un film che nasce dall'urgenza di raccontare una storia che non aggiunga clamore a ciò che già conosciamo, ma che scavi più a fondo. Dunque il film, che ha il supporto di Gino Cecchettin e della sua famiglia, porta al cinema quello che intende fare la Fondazione Giulia Cecchettin, ovvero parlare in modo ampio e trasversale ai ragazzi e sensibilizzarli sul tema della violenza di genere. Dopo il rogo nel condominio di Chirignago, problemi legati alle occupazioni abusive anche al villaggio dei Fiori a Spinea, una donna è stata aggredita per un rimprovero. Noi la sera non usciamo, è quello il discorso. Se dovessimo farci le passeggiate una cosa all'altra, come potrebbe anche essere, sicuramente non mi sentirei tanto sicuro nel farlo, insomma, ecco. Non è un ambiente tanto bello, purtroppo. D'altronde ci sono persone anche sfollate, così, chissà, che hanno anche dei problemi. Ci sono le case, quelle del comune di Venezia, e quindi così. È una situazione di degrado che va risolta.
C'è preoccupazione a Spinea all'indomani dell'aggressione a danno di una donna colpevole di aver rimproverato degli inquilini del condominio Venezia di Villaggio dei Fiori perché scaricavano rifiuti ingombranti a bordo strada. A distanza di giorni il materiale che è stato scaricato si trova ancora qui dietro questi cassonetti lungo Viale Sanremo, poco distante dalla pizzeria, ed è stato proprio questo l'origine dell'aggressione. Come vedete si tratta di materiale particolarmente ingombrante, questo probabilmente è un armadio distrutto con le cassettiere, addirittura c'è anche un divano. Dopo averli ripresi, la vittima, dipendente della pizzeria poco distante, il giorno seguente è stata raggiunta da un uomo e una donna che l'hanno prima insultata. Poi la donna le ha sputato in faccia mentre l'uomo ha iniziato a darle pugni in testa, aizzando anche il mastino che aveva portato con sé e che le si è scagliato contro, ferendola al braccio. La paura ora è tanta anche da parte del titolare del locale, che teme ritorsioni oltre che ulteriori aggressioni. Ecco perché probabilmente la vittima non ha ancora sporto denuncia, aspetto che, evidenzia l'amministrazione, sarebbe invece fondamentale. Nel momento in cui avremo la denuncia avremo anche identificato le persone e poi procederemo con l'iter amministrativo sanzionatorio nei confronti di chi ha realmente abbandonato questi rifiuti. Quindi invito la signora a fare la denuncia, questa è la cosa più importante e fondamentale. Questa zona è una zona dove ci sono persone oneste che lavorano ed è attenzionata dalle forze dell'ordine. Noi siamo in contatto stretto con i carabinieri di Spinea ogni giorno e su questa zona posso assicurare che c'è la massima attenzione, quindi la signora che si senta tranquilla di farlo. Resta però da affrontare la questione delle occupazioni abusive che preoccupano molto condomini e residenti della zona. Siamo dalla loro parte. E ricordo, sono 154 alloggi, ad oggi risultano occupati circa una decina abusivamente e sono alloggi del Comune di Venezia. E noi lo segnaliamo al Comune di Venezia e il Comune di Venezia deve occupare questi immobili, deve assegnarli regolarmente. Se ci sono persone che hanno bisogno e sono in graduatoria vanno assegnati, non è più possibile avere questi alloggi che rimangono liberi e le persone che sono anche in difficoltà vanno ad occuparli. Questo non è l'iter corretto. Sono stazionarie le condizioni della 12enne di Chioggia ricoverata a Padova per la malaria che avrebbe contratto durante un viaggio in Africa con la famiglia. Sono stabili le condizioni della 12enne ricoverata all'ospedale di Padova dopo aver contratto la malaria durante il viaggio in Africa con la famiglia. La ragazzina da giorni lamentava febbre molto alta e persistente. A seguito dell'accesso nel pronto soccorso della navicella di Chioggia, città dove risiede con i genitori, è stata visitata da un team della pediatria infettivologica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, dove attualmente è ricoverata. Tempestiva la diagnosi che ha portato velocemente alla somministrazione della terapia alla quale la 12enne sta reagendo bene, anche se al momento resta stazionaria. L'azienda sanitaria fa sapere che la malattia non è contagiosa e pertanto nessuna profilassi sui contatti stretti è stata avviata. Spaccata in un negozio cinese di Mortise, danni ingenti e bottino da 40.000 euro, il racconto del titolare. Eccoli in azione i ladri che nella notte di domenica sono entrati nel negozio Itacasa di via dell'Ippodromo in zona Mortise a Padova. Un colpo rapido ma fruttuoso. Il negozio è stato svaligiato di preziosi cofanetti Pokémon e scatole di Lego. Così a occhio più o meno, cioè hanno rubato anche la centralina antincendio, che solo quello vale 5-6 mila euro. Totale secondo me sui 30.000 euro minimo. I ladri, entrati da una finestra, da una porta d'emergenza, hanno anche sradicato la centralina delle telecamere pensando di cancellare le immagini del loro passaggio. Luca Cen, titolare del negozio, però è riuscito a estrapolare dei frame dal cloud. Hanno portato via la memoria della telecamera. La memoria della telecamera, cioè una micro SD, però adesso con questa tecnologia è tutto salvato sui cloud, quindi sono riuscito a recuperare qualche immagine dalla telecamera. Un colpo su commissione, ci dice il proprietario del bazar, aperto da meno di un anno. Probabilmente i perredoni tenevano d'occhio l'attività. Sono venuti tantissime volte cioè prima di controllare dov'è la roba, qual è la roba più costosa, più venduta, eccetera. Anche le monete dei soldi nascondiamo su un posto, cioè nessuno lo sa,
sono riusciti a portare via anche cambio monete, sui 2.000 euro in contanti. Le sirene antincendio continuano a suonare, non si riesce a disattivarle vista la violenza con cui i ladri hanno sradicato la centralina. È la prima volta che il negozio di Mortise subisce un furto di queste dimensioni, ci dice Chen. Comunque è la prima volta, non sarà l'ultima. Ora il commerciante pensa di assumere anche delle guardie private. Penso che mi collego alla telecamera, allarme, con il numero dei carabinieri, così quando suona arrivano subito. Così chiamo anche vigilanza, faccio tutto. Speriamo che non ritornano più. Il nucleo tutela animali della polizia locale di Padova ha scoperto e sequestrato ben 33 gatti maltrattati e rinchiusi in un appartamento. I felini sono adesso in custodia di un'associazione di tutela degli animali. Il blitz in un appartamento fatiscente, sporco e abbandonato. Il nucleo tutela animali della polizia locale di Padova è intervenuto nei giorni scorsi in un'abitazione del quartiere Montà dove erano rinchiusi 33 gatti di razza Maine Coon. Gli animali vivevano in condizioni igienico-sanitarie pessime tra escrementi e urine che ricoprivano pavimenti e mobili. Anche le pareti interne erano cosparse di urina e feci, rendendo l'aria irrespirabile. I felini erano in uno stato di denutrizione, disidratazione con parassiti e patologie non curate. Il nucleo veterinario dell'esercito, che ha partecipato al blitz, ha richiesto analisi di rito e un intervento medico. I gatti sono stati sequestrati e affidati ad un'associazione di volontariato. L'indagine è iniziata dopo gli esposti delle abitazioni vicine che, a causa dell'odore che fuoriusciva dall'abitazione, non riuscivano nemmeno a tenere le finestre aperte. In Veneto scattano misure straordinarie contro l'influenza aviaria tra vaccini e controlli rafforzati. L'influenza aviaria torna osservata speciale in Veneto, tra le regioni più esposte al rischio di diffusione del virus. A lanciare l'allarme è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che indica l'aviaria tra i virus monitorati per il potenziale pandemico. Di fronte all'aumento dei focolai, la regione del Veneto, dove solo il mese scorso ne contava una decina, ha disposto misure straordinarie: censimento del pollame, vaccini, lo stop a fiere e mercati avicoli e controlli rafforzati prima della macellazione. Sappiamo essere un virus in grado di mutare e di sorprenderci. Sappiamo che è uno dei candidati anche per la prossima pandemia, da qui il motivo per cui è un sorvegliato speciale. Al momento non rileviamo mutazioni che ci preoccupano particolarmente, però insieme, grazie soprattutto anche all'opera dei servizi veterinari sul territorio, continuiamo un attento monitoraggio e sorveglianza non solamente negli allevamenti domestici, ma anche sui volatili selvatici, ma anche sui mammiferi. I provvedimenti seguono le indicazioni del Ministero della Salute e puntano a contenere il virus. Si tratta di restrizioni che, oltre a rappresentare una tutela sanitaria, costituiscono anche una sicurezza per le imprese. Siccome nel nostro territorio ci sono diversi allevamenti avicoli, ovviamente il danno è ingente, per cui quello che chiediamo è ovviamente l'interessamento economico da parte delle amministrazioni regionali per il ristoro dei danni, e sperando nell'opportunità ovviamente che grazie al vaccino si aprirà una situazione di più tranquillità anche rispetto ai blocchi che sono dovuti per evitare la diffusione della malattia. Voglio aggiungere un'altra cosa: ovviamente questa malattia viene trasportata dagli avicoli che fanno le migrazioni, per cui con i cambiamenti climatici c'è stata una modifica anche di quello che sono le rotte migratorie degli avicoli e quindi una maggiore pressione alla nostra regione. Vetrina impareggiabile e inimmaginabile per la montagna bellunese. Questo sono stati i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, chiusi ieri all'Arena di Verona con una cerimonia di rara bellezza. Domenica sera, vista sull'Arena di Verona dall'alto, uno scrigno di storia passata pronto ad accogliere il fil rouge che si dipana sin dai primi minuti, che lo trasforma in stadio olimpico, il più antico del mondo ad ospitare l'Olimpiade moderna. Miglior sipario su Milano Cortina 2026 non poteva essere immaginato. 15 giorni dopo la doppia accensione dei bracieri, a Milano e a Cortina, si tirano le somme dell'evento a 5 cerchi, per i colori azzurri da record, 30 medaglie.
medaglie, con la provincia di Belluno a svettare in cima alla classifica nel rapporto fra medaglie e numero di abitanti. Devo dire che è stata una grande soddisfazione, perché forse nessuno di noi pensava che avessimo un risalto così, anche se io devo dire la sincera verità, diverse settimane prima dicevo: mi auguro che poi, finite le Olimpiadi, non dovremo rammaricarci perché non le abbiamo vissute come dovevamo. E devo dire che l'ultima settimana a Cortina, io sono stato su solo un paio di giorni, ma mi hanno riportato che si è riempita di persone da ogni dove. Successo oltre ogni più rosea aspettativa a Cortina, presa d'assalto soprattutto dagli stranieri, tifosi degli atleti che hanno infiammato i siti delle gare: pista da bob, slittino e skeleton, stadio olimpico del ghiaccio, pista Olimpia delle Tofane. I disagi inevitabili ci sono stati. Io ho partecipato a non so quanti tavoli per cercare di definire il tema della viabilità, dei trasporti, eccetera, eccetera. Con l'aiuto di tutta la mia struttura, dei miei consiglieri provinciali, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quindi ci sentiamo un po' anche noi protagonisti di questo viaggio, di questo percorso. Al punto che sui trasporti già si pensa ad un accordo con Dolomiti Bus per trasformare l'hub di Longarone Fiere per l'organizzazione di navette da utilizzare nei weekend per agevolare gli spostamenti degli amanti della montagna. Ma l'Olimpiade non è ancora finita. Tra pochi giorni la provincia di Belluno sarà di nuovo protagonista delle Paralimpiadi invernali. Anche questo sarà un grandissimo momento, ci sarà la cerimonia inaugurale proprio a Verona e poi ci sarà quella di chiusura il 15 di marzo a Cortina. E devo dire che sarà molto più forte, con la speranza che i nostri atleti, René De Silvestro sarà sicuramente uno dei nostri atleti di punta e fra l'altro portabandiera, quindi noi dovremo essere lì a spingerli ed aiutarli, perché poi le emozioni che abbiamo visto nei volti di chi ha vinto le gare, la delusione di chi non ce l'ha fatta, non ha vinto le medaglie, anche questa rimane un po' scolpita nelle nostre menti, nei nostri cuori. Chiuse le Olimpiadi, è il momento dei bilanci. Il presidente ANA Sebastiano Favero elogia il lavoro degli alpini, anche se esprime una certa amarezza sul trattamento ricevuto. Olimpiade invernale Milano-Cortina 2026, si è chiuso il sipario di un evento che, al di là delle 30 medaglie azzurre, ha contato numeri importanti anche nell'organico logistico organizzativo, a cominciare proprio dagli alpini intervenuti in maniera massiccia a supporto concreto delle varie attività. Un gran lavoro, dichiara il presidente nazionale dell'Associazione Alpini Sebastiano Favero, che riempie di orgoglio, dice, l'intero corpo. Oltre 1500 dell'Associazione Nazionale Alpini impegnati in vari fronti, in varie attività, in sinergia con e anche in perfetta armonia con la Joint Task Force, cioè la forza prevista dallo Stato Maggiore Difesa a comando tra l'altro alpino, il generale Claudio Mora. Ci siamo integrati completamente, abbiamo lavorato assieme, abbiamo dato, io credo, una grandissima risposta in termini di contributo perché queste Olimpiadi, al di là dei grandi risultati che i nostri atleti hanno ottenuto, avessero anche un grande risultato dal punto di vista organizzativo. Come sempre pronti, disponibili, capaci, e forse direi che sarebbe necessario che qualcuno se ne ricordasse. Che qualcuno se ne ricordasse, una frase di certo non buttata lì a caso dal presidente Favero, che esprime una velata, ma non troppo, amarezza nella scarsa considerazione dimostrata nei loro confronti anche durante la cerimonia conclusiva, con nessuna menzione fatta alle penne nere al loro operato, fatto che in realtà ha fatto storcere il naso un po' a tutti gli alpini. Questo è un po' di amarezza, lasciatemelo dire, ce l'ho, io spero che sia stato solo un lapsus, però ricordarsi che c'erano tantissimi alpini in armi e tantissimi alpini dell'associazione presenti che hanno dato un contributo come volontari, tra l'altro i nostri, voglio ricordarlo, gratuito. Ecco, io credo che forse valeva la pena di ricordarli. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.